Buongiorno, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi il nostro gradito ospite è il professor Giorgio Soardo, che ricordiamo essere patologo ed essere responsabile dell'insegnamento di gastroenterologia alla Facoltà di Medicina dell'Università di Udine. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, grazie. Grazie per essere qui. Allora, approfittiamo del fatto, l'abbiamo già avuto diverse volte ospite, no, in qualità di patologo. Oggi invece l'abbiamo ospite in qualità di docente di gastroenterologia, quindi tanti aspetti nuovi da affrontare. Ci sono tante patologie che magari anche con il cambiamento delle stagioni, i cambiamenti climatici si fanno sentire di più. Questa è una credenza popolare o effettivamente c'è un qualche cosa che influisce, ad esempio sui problemi allo stomaco, le gastriti? Ma sicuramente non è una credenza popolare, in quanto alcuni dei disturbi in ambito gastroenterologico hanno una loro stagionalità. Noi sappiamo benissimo che da sempre che la patologia ulcerosa, per esempio, ha dei picchi primavera ed autunno, sì, che corrispondono con delle alterazioni fisiologiche di un nervo che si chiama nervo vago, il quale aumenta la produzione di acido e quindi favorisce lo sviluppo di patologie come appunto le gastriti o come appunto anche l'ulcera dello stomaco. Quindi non è proprio un detto di carattere popolare, è una realtà che si viene a verificare e si viene a verificare in una percentuale molto elevata di pazienti. Oggi volevamo focalizzare soprattutto l'attenzione su tutti quei disturbi molto frequenti nella popolazione. Si parla da un 30 a un 60% degli individui, da giovani ad anziani, che sono tutti disturbi funzionali dell'esofago. In poche parole, quello che noi volgarmente chiamiamo il reflusso esofageo. Ci sono tante persone, è molto diffuso questo problema. Il reflusso gastroesofageo è un disturbo funzionale, prende anche il nome anche come di malattia da reflusso gastroesofageo. La malattia da reflusso gastroesofageo è un cappello dove all'interno troviamo tanti disturbi, patologie e complicanze. È molto frequente nella popolazione, si parla da un 30 a un 60% della popolazione soffre di questo disturbo, dove il sintomo clinico principale è rappresentato dalla sensazione di acido nello stomaco, nella regione retrosternale, dalla presenza di un rigurgito, in poche parole di una risalita del contenuto acido dello stomaco fino ad arrivare in gola, che sono i due sintomi principali di questa patologia. Questa situazione di carattere clinico è molto interessante perché non sempre il disturbo di chi soffre di reflusso gastroesofageo è classico, ma avviene attraverso altri disturbi clinici che sono di una sfera extra gastroenterologica, che sono la tosse notturna, che sono piccoli episodi di asma, che sono una laringite cronica, cioè un mal di gola, un catarrino che il paziente deve schiarire soprattutto il mattino, l'otite, dolore retrosternale che mima l'infarto miocardico. Noi dobbiamo pensare che in pronto soccorso da mezzanotte alle 5 del mattino la gran parte dei dolori toracici che vengono valutati sono reflusso. Non è l'infarto, è il reflusso gastroesofageo. Ma perché così importante? Ma anche vorrei capire da che cosa nasce, che cosa lo fa scatenare. Perché tante persone soffrono della patologia del reflusso gastroesofageo? Allora diciamo che nella patologia da reflusso, quindi reflusso con esofagite, ci sono diversi fattori di rischio. Perché in questi periodi, perché in questi ultimi 20 anni la malattia si è amplificata? Si è amplificata per tante motivazioni. Perché abbiamo cambiato gli stili di vita, perché la popolazione è incrementata enormemente nel peso corporeo,
ed uno dei fattori di rischio principali è proprio rappresentato dall'obesità e anche dal sovrappeso, è una causa frequente di reflusso esofageo. Tutti questi fattori, l'aumento di peso, la vita stressata, mangiare velocemente, mangiare la sera molto tardi e andare a dormire subito dopo aver cenato, sono dei fattori importantissimi per lo sviluppo del reflusso, ma che sono condizionati da situazioni anatomiche dovute per esempio ad una insufficienza della valvolina che congiunge esofago e stomaco, che è il cardiast, tant'è vero che in questi pazienti noi troviamo sempre una piccola incontinenza del cardias. Dalla presenza di una ernia gastrica iatale, che è uno scivolamento dello stomaco verso l'alto, patologia che più o meno è presente nel 5-10% della popolazione, soprattutto tra le persone obese. Quindi avendo questi fattori predisponenti anatomici e poi cambiando i nostri stili di vita, i nostri comportamenti, l'eccesso di alcol, il fumo di sigaretta, l'eccesso di grassi, tutti questi poi sono situazioni che messe assieme creano il problema, creano il fastidio, creano la sintomatologia clinica. Non tutti questi pazienti hanno una malattia, la gran parte di questi pazienti hanno il disturbo, ma poi quando noi andiamo a valutarli endoscopicamente non troviamo nessun danno sulla mucosa dell'esofago e questa è una cosa molto importante perché a noi fa paura il paziente che ha il disturbo, lo valutiamo endoscopicamente, gli troviamo l'esofagite in vari gradi secondo la classificazione universale di Los Angeles e molte volte un caso nella popolazione su 100 può soffrire di una patologia più severa che si chiama esofago di Barrett. Questa è la consecutio tipica del paziente con reflusso gastroesofageo. Ecco, prima di parlare proprio dell'esofago di Barrett, vediamo qual è la terapia che viene consigliata, perché si vede, no? Ci sono pubblicità che ti bombardano, prendi questo piuttosto che quello per il reflusso, per combattere l'acidità effettivamente, no? Di stomaco. Ma qual è la corretta terapia? Intanto cambiare stile di vita, che è la cosa essenziale, no? L'elemento essenziale, l'elemento alla base. Questo è fondamentale. Ma come terapie, tutte queste cose che ci propinano? Allora, intanto bisogna essere certi di una diagnosi precisa. Okay? La diagnosi inizialmente è prettamente clinica, okay? È il clinico e il medico che pone diagnosi di reflusso gastroesofageo. Chiaramente quando abbiamo un reflusso gastroesofageo e ci troviamo di fronte a un paziente obeso, la prima cosa che noi dobbiamo fare è cercare di far capire al paziente che deve mangiare di meno o seguire corporeo. una dieta rigorosa. Poi abbiamo degli stili di carattere di comportamento nutrizionale, per esempio noi diciamo al paziente di non abbuffarsi, cioè di non fare dei pasti troppo abbondanti, di non coricarsi mai per almeno 2-3 ore dal termine del pasto. Questo sembra essere una cosa molto importante, quindi bisogna, se si può, anticipare la cena di un paio di ore in modo da andare a dormire quando lo stomaco si è liberato. Di alzare lo schienale del letto di almeno 30 cm in modo tale che la posizione e l'acido non risalga durante la notte. Questi sono i comportamenti semplici che noi diamo in questi pazienti. Non cioccolato la notte, non alcol durante la cena perché favorisce il rilassamento di questo piccolo valvolina che congiunge esofago e stomaco. E questi sono dei presidi molto semplici. Poi una volta che abbiamo ipotizzato e abbiamo fatto la diagnosi, si interviene secondo delle linee guida internazionali con dei farmaci che bloccano l'acidità, inibitori di pompa protonica. Noi questi farmaci li utilizziamo come? Li utilizziamo anche per fare la diagnosi. Noi daremo al paziente questi inibitori di pompa protonica ad alto dosaggio, dai 20 ai 40 mg nell'arco della giornata, anche 80, per 8 settimane e si valuta la risposta. Se è un reflusso gastroesofageo tipico, la risposta avviene in ambito di questo periodo di terapia ed è la terapia codificata a livello internazionale.
Una volta codificata la terapia, poi bisogna proseguirla e bisogna sapere per quanto tempo portare avanti una terapia con inibitori di pompa protonica, che non deve essere indefinita, deve essere una terapia finita per le forme semplici, deve essere una terapia mirata per breve periodo affinché si abbia eventuale guarigione dell'esofagite, e questi sono i pazienti che protraggono la terapia per quasi 2-3 mesi. Ma se un paziente ha una forma semplice, fa la terapia, la stoppa e poi si valuterà. Se invece il paziente ha una brutta esofagite, allora in quel caso bisogna proseguire questo tipo di terapia che, secondo anche linee recenti, va cercata non più la somministrazione mattutina, ma la preserale, un'ora prima di cena, per coprire proprio l'effetto della iperacidità notturna. Senta, l'intervento chirurgico è l'ultima spiaggia solo in determinati casi? L'intervento chirurgico di reflusso gastroesofageo è quando la terapia non riesce a eliminare il sintomo, a curare l'esofagite, se c'è eventualmente un'ernia gastrica iatale, se c'è un esofago di Barrett che non si riesce a gestire con la sola terapia. Oggi abbiamo delle fundoplicatio, sono delle particolari interventi chirurgici in laparoscopia che in poche parole rinforzano questo sfintere che congiunge esofago e stomaco e creano una, diciamo, funzionalità valvolare normale, riportando il paziente alla normalità, però sono estreme ratio, quindi arriviamo a questo solamente in condizioni cliniche veramente particolari. Professor Soardo, abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione. Io spero che lei ritorni ancora, perché abbiamo tante cose da chiederle. Magari potremo parlare nella prossima puntata di un'altra patologia che è molto diffusa, il colon irritabile. Certo. Potrebbe essere un'idea. Grazie. La ringrazio per essere stato Grazie a voi con noi e ringrazio i nostri amici telespettatori, ai quali do appuntamento a giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Ringrazio quindi il professor Giorgio Soardo, che ricordiamo essere responsabile dell'insegnamento di gastroenterologia alla Facoltà di Medicina dell'Università di Udine. Arrivederci.